Giallo a San Martino di Lupari, una donna di 84 anni, Mariangela Sarto, è stata trovata morta in casa con ferite di arma da taglio. Ferito il marito, la coppia scoperta da una delle figlie e l'altra che vive con loro, trovata in un albergo del Bassanese. Shock nel comune dell'Alta Padovana dove sono avvenuti i fatti. Parla un vicino di casa che conosceva la coppia, erano molto affiatati, dice. Ladri in azione poco prima dell'alba di oggi a Mestre, spaccata con tombino in un ristorante dietro Piazza Ferretto, indaga la polizia. Si celebreranno venerdì 30 dicembre in Duomo a Mestre i funerali congiunti di Riccardo e Tobia, i due 25enni mestrini morti nello schianto all'alba della vigilia di Natale. E a quasi un anno dalla tragica morte sulla 28 delle cugine Sara e Jessica, Mareno di Piave non dimentica, sabato 14 gennaio si terrà infatti un memorial di calcio in loro onore. Il TAR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dal comune di San Zenone contro la regione sulle opere compensative alla Pedemontana Veneta. Il giudice ha intimato a Venezia di convocare la conferenza dei servizi. Capodanno in piazza Insurrezione a Padova con il concerto di Max Gazzè, ordinanze del sindaco Giordani, bar aperti fino alle 3 di notte, strade d'accesso alla piazza chiuse. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Fra pochissimo ci collegheremo con San Martino di Lupari. Prima però vi ricordo il sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di prima serata che torna con Ferdinando Avarino in studio a partire dalle 21:15. Pistola taser, estendere l'uso anche nei comuni minori è una delle ipotesi al vaglio dell'esecutivo. Proprio oggi si è tenuta una conferenza al Viminale per disegnare il nuovo decreto sicurezza. Se sì, estendere l'uso della pistola taser, della pistola elettrica anche nei comuni minori. Se sì, il numero quello in verde 0422 1626 691, se no 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a partire dalle 21:15 in studio con Avarino. Dicevamo i fatti, quello principale a San Martino di Lupari, un vero e proprio giallo, ma ci aggiorna, si trova sul posto il nostro Francesco Ratai con Federico Cibotto. Buonasera Francesco. Buonasera Cristian, dicevi bene, un vero e proprio giallo di cui i contorni non sono ancora chiari. È successo tutto in questa casetta che vedete alle mie spalle, dietro la macchina dei carabinieri, che sono intervenuti verso l'ora di pranzo perché è stata trovata morta una donna di 89 anni, Mariangela Sarto, un ex insegnante in pensione. È stata trovata morta da una delle due figlie. Il marito è stato trovato in fin di vita, è stato elitrasportato all'ospedale di Padova. A dar l'annuncio la figlia, una delle due figlie della coppia. Dell'altra figlia che vive con i genitori in questa casa in via Galilei al numero 17 a San Martino di Lupari. Non si avevano tracce dell'altra figlia Diletta per tutto il pomeriggio, finché alle 4 è stata ritrovata nel Vicentino a Romano de Zelino in un albergo. Ora è in caserma, i carabinieri e gli inquirenti la stanno ascoltando. Al momento non ci sono, non è in stato di fermo, sicuramente nelle prossime ore ci saranno degli sviluppi. Ripercorrerei la vicenda nel servizio scritto e montato dalla nostra redazione e dopodiché ti restituirei la linea. Una scena che mai avrebbe pensato di trovarsi davanti a 2 giorni appena dal Natale. La madre, 84enne, morta in camera da letto, il corpo martoriato con numerose ferite da arma, da taglio e punta. Il padre, 89enne, invece agonizzante in sala da pranzo. L'orrore tra le mura di questa casa in via Galileo Galilei 17 a San Martino di Lupari. La vittima è Mariangela Sarto, un ex insegnante in pensione originaria di Bassano del Grappa. Il marito, Giorgio Miatello, è stato portato d'urgenza in elicottero in ospedale a Padova. È in gravissime
condizioni con un importante trauma cranico. È stata la figlia più piccola della coppia di anziani a fare la macabra scoperta. All'ora di pranzo era andata a trovare i genitori e si è trovata davanti la tragedia. Quando ha aperto la porta di casa ha visto il padre a terra, al piano di sopra invece la madre esanime. Entrambi avevano la testa sfondata da un corpo contundente. I carabinieri giunti sul posto insieme al pubblico ministero Marco Brusegana hanno subito iniziato i rilievi, con loro anche il medico legale. La coppia di anziani ha anche un'altra figlia più grande che vive nella casa attigua alla loro. La donna è un'ex vigilessa, è stata rintracciata nel pomeriggio. A quanto pare si trovava in un albergo di Romano ad Ezzelino nel Bassanese. Per ora è risultata irreperibile. Con sé aveva anche alcuni generi alimentari e si era allontanata da casa in auto. I carabinieri l'hanno portata in caserma per verificare alcuni particolari e per ricostruire le ultime ore prima dell'aggressione ai due anziani. Su di lei al momento non ci sono provvedimenti. Il paese di San Martino di Lupari è sotto shock. Un vicino che conosceva da molti anni Maria Angela e Giorgio li descrive come una coppia affiatata. Una coppia normale, l'ho conosciuta tanti anni fa, li vedevo molto spesso assieme, andavano a cena o a pranzo assieme, andavano al bar assieme, una coppia tranquilla. Affiatata. Sì, affiatata, tranquilla. E la figlia invece? Io non l'ho mai frequentata, la vedevo, la conoscevo di vista praticamente. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti torneremo a collegarci con Francesco Ratai e Federico Cibotto che si trovano sul posto. La cronaca adesso ci porta a Mestre per una spaccata che si è registrata in pieno centro all'alba di oggi. Ho sentito un botto tra le 3 e le 4 del mattino. Spaccata poco prima dell'alba in pieno centro città, in via San Rocco, cioè dietro Piazza Ferretto a Mestre, al ristorante Tasti Poché. Ad agire, come pochi giorni prima in via Bissuola, la banda del Tombino, che dopo aver scardinato il chiusino pari da un'area verde poco lontana, lo ha utilizzato per sfondare la porta d'ingresso del ristorante e impossessarsi del contante presente nella cassetta di sicurezza, poche centinaia di euro. Poca cosa rispetto agli ingenti danni creati al locale, dove questa mattina sono arrivati gli agenti della scientifica della Questura di Venezia per delimitare tutta l'area ai fini dei rilevi del caso, con il supporto di 2 squadre di vigili del fuoco di Mestre. Città quest'ultima sotto assedio di bande di ladri, al punto che i commercianti esasperati, poco prima della vigilia, hanno consegnato il filmato del ladro in azione in Viale Garibaldi al prete Don Gianni Antoniazzi, che a sua volta, per stimolare la comunità alla non indifferenza e ad essere sentinella del territorio, ne ha pubblicato l'immagine sul giornalino della parrocchia. Rimaniamo a Mestre, dove si terranno venerdì 30 dicembre i funerali in forma congiunta di Riccardo e Tobia, i 2 ragazzi mestrini di 25 anni morti in un terribile incidente stradale la vigilia di Natale. Una cerimonia congiunta venerdì 30 alle 10:30 in Duomo a Mestre per l'ultimo saluto a Riccardo Pastrello e Tobia De Ecker, i 2 mestrini 25enni morti nel tragico schianto all'alba della vigilia di Natale in Via della Libertà a Mestre, al rientro da una serata trascorsa a ballare in un locale di Marghera. A carico dell'amico che guidava l'auto e rimasto ferito nello schianto contro il muretto e risultato successivamente positivo all'alcol test, aperto un fascicolo con l'accusa di duplice omicidio stradale. Ferita, ma non in modo grave, anche una quarta persona, la fidanzata di Riccardo, che si trovava seduta accanto a lui ma sul lato sinistro della vettura, dietro il guidatore. Dalle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali chiara la dinamica di quanto accaduto, ovvero che la vettura sia sbandata in modo autonomo, carambolando più volte su se stessa, rovesciandosi sul lato destro. Erano tutti amici da sempre, con Riccardo e Tobia, le 2 giovani vittime, uniti anche nello sport, dalla passione per il basket. Avevano partecipato al progetto Reyer School Cup con la squadra del liceo Bruno Franchetti, frequentati prima di iscriversi alla stessa Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana. Venerdì saranno nuovamente insieme anche nel triste ultimo saluto.
Poco meno di un anno fa la tragedia in A28 che costò la vita alle cugine Sara e Jessica, ma Mareno di Piave non dimentica. Praticamente è stata organizzata dai miei compagni di squadra per dedicarla a mia figlia e mio nipote. Un torneo di calcio a 5 per ricordare Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le due cugine tragicamente scomparse lo scorso 30 gennaio sulla 28, travolte dal SUV di Dimitre Traikov, il 62enne imprenditore bulgaro che per quei fatti è stato condannato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il memorial Jessica e Sara, sempre con noi, si terrà il 14 gennaio alle 15 nel palazzetto di Mareno di Piave, quando scenderanno in campo Pordenone Amatori, Atletico Conegliano, Selessao e Atletico Mareno, squadre in cui gioca lo stesso Alain Fragasso, papà di Jessica. Un modo per non dimenticare, ma anche per tenere accesi i riflettori su una vicenda non ancora del tutto chiusa, nonostante i 7 anni inflitti a Traikov in primo grado dal Tribunale di Pordenone. Giustizia non è proprio giustizia, però purtroppo la legge è questa e bisogna rispettarla, è così, bisogna accontentarsi di quello che è. Comunque ancora non è andato in prigione, quindi per me la giustizia ancora non c'è. Finché non è in prigione, per me la giustizia non c'è ancora. Anche se sono 5, 6, 7 anni, l'importante è che vada dentro. È l'unica cosa che ci può tenere ancora vita. Dalla cronaca all'attualità per parlare di una vittoria per certi versi clamorosa. Il TAR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dal comune di San Zenone degli Ezzelini contro la regione sulle opere compensative alla Pedemontana Veneta. Il giudice ha intimato a Venezia di convocare una conferenza dei servizi. Noi abbiamo avuto il coraggio di farlo, perché credetemi che non è stato assolutamente facile affrontare una sfida del genere nel momento in cui un piccolo comune di 7.300 abitanti si mette, tra virgolette, contro la regione, quindi contro gli organi superiori. Però andava fatto, e su questo la regione adesso ci deve sentire San Zenone e deve sentire, purtroppo per lei, tutti gli altri comuni che sono interessati a queste cose. Apre un fronte, quello delle opere compensative alla superstrada pedemontana, la sentenza del TAR del Veneto che ha dato ragione al comune di San Zenone degli Ezzelini, che in agosto, dopo una diffida, si era rivolto al giudice amministrativo per sollecitare la regione a rispettare i patti sottoscritti nel 2012 e che prevedevano la sistemazione della viabilità interna al paese, lavori per oltre 4 milioni di euro rimasti al palo e che invece dovevano essere portati avanti contemporaneamente ai cantieri della grande opera. Questo l'assunto del comune, fatto proprio in sostanza e in diritto dal Tribunale amministrativo, che ha intimato a Venezia tempi stretti. Ora la regione avrà questi 90 giorni per convocare la conferenza dei servizi e dovremo programmare proprio la realizzazione delle opere. Io davvero ripeto, da parte nostra lo spirito collaborativo c'è sempre stato, spero che sia anche dall'altra parte ora. Ove permanga l'inadempimento, si legge testualmente nella pronuncia, si potrà nominare un commissario ad acta. Chiaro che il nodo non è soltanto giuridico, ma anche economico. Più volte la Regione ha ammesso come le risorse non ci siano. È vero che non ci sono soldi, ma diciamocelo, non è una frase fatta quella che dove vogliono i soldi ci sono. E adesso non è che dobbiamo aspettare che lo vogliano loro, adesso c'è una sentenza, adesso ne abbiamo diritto, punto. A Treviso città, ora in vista delle comunali 2023, il sindaco uscente Mario Conte scioglie ogni riserva e si ricandida. Ho proprio voluto pubblicare questo video dove da una parte ringrazio la mia comunità e dall'altra confermo la disponibilità di continuare a servirla con grande passione, con grande responsabilità e spirito di servizio. Non ha aspettato l'anno nuovo Mario Conte per ufficializzare, se ce ne fosse stato bisogno, la sua ricandidatura a sindaco di Treviso la prossima primavera. Ha scelto il clima di Natale dando spazio innanzitutto alle parole grazie e impegno. Io sono pronto a condividere questo viaggio, a mettermi a disposizione con la stessa dedizione, con lo spirito di servizio e il senso di responsabilità dimostrati finora. Il futuro che ci attende è fatto di grandi sfide. Questo era il periodo giusto per, non dico sciogliere le riserve, perché quando si parla di servire la comunità non devono esistere riserve da sciogliere, ma semplicemente
ribadire alla mia comunità la volontà di continuare un cammino iniziato con loro. Lei non ha di fatto ancora nessuno sfidante ufficiale. Ma io sono abituato a guardare in casa mia. Quanto succede in casa d'altri francamente non mi interessa, non mi appassiona, e se non c'è ancora un candidato significa che evidentemente stiamo lavorando molto bene. È delle proporzioni di forza all'interno della Lega e degli altri partiti che comporranno la coalizione che Conte si deve semmai occupare ora più che degli avversari, fermo restando che quella che lo attende non è una campagna elettorale in cui intende spendere troppe energie. Io ho una responsabilità e ho un impegno preso con i miei cittadini e lo svolgerò fino all'ultimo giorno con grande passione e con grande impegno. Quindi parteciperò ovviamente ai dibattiti ufficiali, però non intendo dedicare troppo tempo alla campagna elettorale. Sono chiamato a svolgere un servizio per i miei cittadini e quello farò fino all'ultimo giorno. Io sono pronto, con voi, come diceva l'abate Luigi Bailo, per solo amore della nostra città. Torniamo sulla mancata messa di mezzanotte del vescovo di Vittorio Veneto, diventato un vero e proprio caso nazionale. Non capita tutti i giorni che il vescovo si prenda addormentato la notte del Natale. Per questo penso che sia stato anche raccolto e divulgato. Non poteva immaginare, Monsignor Pizziolo, che l'inconveniente capitatogli la vigilia di Natale potesse suscitare così tanto interesse. È stato lo stesso vescovo di Vittorio Veneto durante la messa di Natale in cattedrale a raccontare di una sveglia puntata male che non gli ha consentito di arrivare in tempo per celebrare la funzione della mezzanotte. È un fatto che non suscita scandalo, ma piuttosto, come poi è successo, ilarità e simpatia, dice Monsignor Pizziolo, spiegando perché ha voluto raccontarlo ai fedeli. Quindi mi pareva anche giusto condividere con la gente questo episodio che mi è capitato, rimettendomi anche all'indulgenza delle persone che sanno ben capire e sanno bene fare la differenza tra fatti voluti e fatti che capitano. La sua assenza alla messa della vigilia aveva suscitato molta preoccupazione nel parroco e tra i fedeli che hanno temuto il peggio. Ho immaginato davvero l'apprensione che questa assenza ha provocato. Ho provato anch'io, per esperienza personale, di essere chiamato magari in una canonica dove il prete non rispondeva, e il timore era proprio quello di entrare e trovarlo colpito da un malore, addirittura da un infarto o addirittura morto. Quindi tutte queste ipotesi sono susseguite nella mente del parroco e di qualche altro parrocchiano. Ecco, grazie al cielo questo non è capitato. Quando sono venuti a cercarmi mi sono svegliato e presentato alla porta. In quel momento ho visto il loro sospiro di sollievo, racconta ancora il vescovo. E è stato anche bello il giorno dopo sentire la gente che diceva eravamo preoccupati, e proprio come ha detto lei si nota l'affetto anche che la gente nutre per il vescovo. Un errore che può capitare a chiunque, ma Monsignor Pizziolo è intenzionato in futuro a trovare qualche soluzione alternativa. Bisognerà che trovi un modo più sicuro, oppure che trovi qualcuno che si assicuri che sia stato svegliato. Nelle scorse ore è diventato cittadino italiano il medico di origine africana oggetto durante l'estate di insulti razzisti. Dagli insulti razzisti alla cittadinanza onoraria. Dedico questa giornata al milione di italiani ancora senza cittadinanza. Parole con cui Andy Nganso, il medico 35enne di origine africana residente a Caorle e prestante servizio al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, dopo 16 anni ha ricevuto l'attestato dalle mani del sindaco Marco Sarto. Riconoscimento giunto anche come forma di scuse e solidarietà dopo essere stato bersaglio di insulti razzisti lo scorso agosto, quando un paziente, un italiano di 59 anni, si era rifiutato di farsi curare da lui per via del colore della sua pelle, protestando al punto da rendere necessario l'intervento di una gazzella dei carabinieri. Il medico, molto stimato e noto tra la comunità, specie dopo questa vicenda, ha accolto con grande gioia la Costituzione, commentando che l'Italia è il nido dal quale ha deciso di far fiorire nel mondo la sua energia e che d'ora in poi potrà farlo con maggiore serenità. Capodanno in piazza Insurrezione a Padova con il concerto di Max Gazzè. L'amministrazione comunale ha diramato 2 ordinanze.
Torna la grande festa di Piazza a Padova per Capodanno. Il concerto di Max Gazzè in Piazza Insurrezione sarà l'apice di una notte all'insegna dello stare insieme. Festa che torna finalmente dopo 2 anni segnati da divieti imposti dalla pandemia. Per la notte di San Silvestro l'amministrazione comunale ha già firmato 2 ordinanze. La prima riguarda i bar che potranno rimanere aperti fino alle 3 di notte. Ci sarà accesso libero perché è un concerto gratuito, ci si potrà godere lo spettacolo in piazza, ma anche stare nei locali del centro storico che staranno straordinariamente aperti fino alle ore 3 di notte. Questa è una delle 2 ordinanze che ha firmato il sindaco in questi giorni. Così come era prima del Covid, anche i pubblici esercizi, i bar, i ristoranti, i locali della città partecipano all'offerta cittadina per una serata speciale, una notte magica come quella di Capodanno. Gli ingressi in Piazza Insurrezione saranno sorvegliati e chiusi da 4 varchi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'ordinanza che vieta il consumo di bevande all'interno dell'area, mentre la zona dove ora c'è il parcheggio verrà chiusa al traffico. L'altra ordinanza riguarda invece le modifiche alla viabilità, perché il parcheggio di Piazza Insurrezione sarà chiuso per qualche giorno per l'allestimento e il disallestimento del palco, però questo per noi è anche l'occasione per far scoprire a tutti i cittadini il nuovo Park Contarine in Largo Europa, quello che una volta era il Garage Europa, che adesso è diventato un parcheggio molto ampio da 360 posti, che quindi può ospitare le auto che normalmente vanno a parcheggiare in Piazza Insurrezione. Chiuse al traffico la sera del 31 anche le strade attorno a Piazza Insurrezione, via Verdi, via dei Borromeo, via Baiamonti, via Emanuele Filiberto, via Busonera, via Aquileia e Vicolo dei Dotto. Per Capodanno è stato disposto un servizio di bus navetta. Abbiamo studiato un servizio di navette gratuiti che toccheranno le 4 estremità della città e quindi le persone potranno venire con queste navette, questi autobus, questo servizio autobus, anche non solo i cittadini di Padova ma anche chi viene da fuori. Infatti i punti di partenza saranno i parcheggi scambiatori. Il servizio sarà operativo dalle 21:30 alle 2:30 del mattino con 3 linee, una che sostituisce il tram, una sulla direttrice ovest dal capolinea di via Lagrange a Largo Europa e una sulla direttrice est da Parc Bembo a Largo Meneghetti. In ultima battuta vi ricordo il sondaggio di Ring che torna questa sera con Ferdinando Avarino. Pistola taser, estendere l'uso anche nei comuni minori, se sì il numero in verde, se no quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. Sullo sfondo la discussione che si è avviata nel pomeriggio proprio al Viminale sul nuovo decreto sicurezza. Si parlerà di questo e altro questa sera per l'appunto a Ring. Ospiti di Avarino, Roberto Caon, Luciano Sandona della Lega, Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia, e ancora si parlerà di Natale in città con Mario Conte, sindaco di Treviso, Simone Venturini, assessore al turismo di Venezia, Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova, e ancora il consueto punto sulle bollette, scende la luce, sale il gas, con Arturo Lorenzoni, docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Questi gli ospiti di Ring a partire dalle 21:15. Non ho particolari aggiornamenti dal Veneto e quindi tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. È ancora l'anticiclone a comandare il tempo sull'Italia. Tempo buono sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 28 dicembre. Sul Veneto avremo locali foschie di mattina, ma in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Tanto sole alternato a qualche addensamento, ma innocuo. Temperature invariate, minime tra 0 e 5 gradi, massime invece comprese tra i 9 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà soleggiato con cielo prevalentemente velato e sarà possibile soltanto qualche locale annuvolamento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui non mancherà un ampio soleggiamento un po' dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -1 grado,
massime invece oscillanti tra i 6 e i 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.